Eccoci con Moreno Morettin, molti hanno letto il suo nome nei giornali, nella stampa locale, come vice allenatore in seconda quando a inizio stagione non c'era per motivi di lavoro Antonino Favro. Allora, per conoscerla anche un po' meglio, se vuole presentarsi, cioè dirci da quanto allena il Portogruaro calcio femminile e un po' di lei, insomma. Allora, la partenza mia è dai pulcini che alleno praticamente mia figlia da 3 anni a questa parte. L'anno scorso ho cominciato a entrare nel femminile, Portogruaro calcio femminile, e ho fatto sempre il secondo. Quest'anno con accordo con la società e con Antonino, il mister, ho preso in mano la preparazione e le ragazze si sono affidate a me, hanno lavorato veramente molto molto bene e poi siamo arrivati fino a che è arrivato il mister Antonino e da lì è partito poi dopo lui. Sì, diciamo che lei ha condotto le ragazze durante il torneo della Supercoppa, siete arrivati in finale, semifinale vinta ai rigori, perciò insomma ha provato anche l'emozione di condurre da solo. Sì, ci avevo creduto fino alla fine, mi ero fatto anche la bocca perché andare in finale magari con un pizzico di fortuna in più, magari vincere sarebbe stato un bel coronamento di un mese molto molto intenso con queste ragazze qua, perché comunque abbiamo cominciato il 22 di agosto, quasi tutte le sere con loro, un'ora e mezza di preparazione non è da poco, sarebbe stato un bel coronamento. Ahimè non è venuto, però vabbè, va ben così comunque. No, lei è giovane, insomma c'è ancora tempo. Ha nei suoi sogni o obiettivi di fare l'allenatore? Beh, assolutamente sì, perché comunque sono già UEFA B, praticamente allenatore UEFA B, a me piace allenare, nel settore femminile mi piacerebbe restarci il più possibile, vediamo di fare il meglio, insomma, ecco. Bene, allora noi il messaggio l'abbiamo mandato, andando un attimo a calarci invece sulla realtà portoghese, perché insomma c'è stata una collaborazione in atto e firmata con l'Udinese Calcio, sono arrivate delle ragazze insomma, che si spera facciano bene e che portino risultati. La prima di campionato, che in realtà è la seconda giornata perché la prima è stata spostata per motivi appunto di Coppa Italia. Si vuole, insomma, si è pareggiato, si vuole far bene. In concreto quali prospettive abbiamo? Cosa e dove possiamo arrivare? Ma ripetere quello fatto l'anno scorso non è dura, ma ancora di più, perché tutti quanti comunque saranno preparati ad incontrarci. Il nostro obiettivo è comunque di primeggiare in questo girone per poi andare avanti e andare il più avanti possibile, insomma. Abbiamo una leader, perché in ogni squadra c'è un leader, no? Noi abbiamo la Donatella Novellino che è come nome più conosciuto in quanto insomma c'ha anche in famiglia il cognome importante insomma nel mondo del calcio, ma sono un po' tutte allo stesso livello o c'è qualcuna che trascina gli altri? No, non si possono fare, in questo momento qua non si possono fare, anche perché si andrebbe un po' Ma non come bravura, cioè come trascinatore, insomma, c'è uno spirito di gruppo totale, insomma, sono Sì, tutte lì sì, assolutamente totale, sì, assolutamente totale. e non vuol sbilanciarsi, No, insomma. non mi sbilancio anche perché non è bello, insomma. Bene, allora noi ringraziamo Moreno Morettin, l'abbiamo conosciuta, insomma, spero alla prossima intervista di farla come mister in primis, diciamo, comunque anche in seconda è una responsabilità, insomma, non è che si viene così solo per sport, tra virgolette, No, dietro c'è tanta passione. e anche lavoro. Sì, tanto lavoro perché comunque ci dedichiamo 3-4 ore a settimana con le ragazze, quindi, però la passione è quella che fa superare tanti momenti brutti o belli, insomma, ecco. Bene, la ringrazio. Grazie a lei, buona serata.